Ben arrivati, anche se aspettiamo gli altri che ci raggiungono. Voglio dare il benvenuti a quanti sono per le prime volte in mezzo a noi, che Dio vi benedica grandemente. Questa è una giornata speciale, è vero? La parola di Dio dice che gli angeli del cielo fanno festa quando un peccatore si ravvede. Quindi c'è festa in cielo, ma c'è festa anche qui. Amen. Vogliamo ringraziare il Signore perché questa mattina abbiamo avuto l'opportunità di alzarci, non dobbiamo mai dare nulla per scontato. Quando ci alziamo la mattina, che Dio ci fa vedere un nuovo giorno, vogliamo dire Signore grazie, se abbiamo le nostre case dove possiamo avere un tetto sulla testa, dove possiamo anche lavarci, a volte diamo tutto per scontato. Non so se vi è mai capitato di alzarvi e magari aprire l'acqua e non c'era l'acqua. Rimanete stupiti, vero? Cioè, nessuno mi ha avvisato che mancava l'acqua, cosa succede? Andiamo un po' in panico. Invece noi dobbiamo riconoscere che tutto quello che abbiamo procede da Dio. E questa mattina la parola di Dio dice: entrate nei suoi cortili con ringraziamento e con lode. Certamente non dobbiamo andare in chiesa col carrello della spesa, come se andiamo al supermercato per acquistare, ma dobbiamo andare per lodare. Entrate nei suoi cortili con ringraziamento e con lode, celebratelo, beneditelo, amen. Quindi questa mattina vogliamo lodare il Signore, vogliamo benedire il suo nome, ringraziare il Signore perché ancora il sangue di Gesù è potente da purificare e lavare da ogni macchia di peccato. Se questa mattina sei qui e senti un peso nella tua vita, senti che qualcosa ti separa da Dio, bene, puoi chiedere allo Spirito Santo di lavorare nella tua vita. Lui è il migliore insegnante che noi abbiamo, il Paracleto, è colui che consola ogni cuore. Questa mattina possa consolare quanti sono in mezzo a noi, anche per le prime volte. Se non avete una Bibbia, voglio dirvelo, ve la regaliamo noi alla fine, vi vogliamo regalare una Bibbia, perché in ogni casa deve esserci la parola di Dio. Amen. Lodiamo il Signore. Con gioia, con gioia. Chi vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria, Gesù è il Re dei Re. Chi scuote tutto, il mondo intero, chi ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Chi spazza via la confusione, chi ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Chi guida il mondo con la giustizia, il cui splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte,
L'Apostolo Giovanni fu rapito in cielo nell'isola di Patmo e vide i cieli aperti e vide il regno di Dio. E davanti al suo trono c'erano gli anziani, c'erano gli angeli che lodavano e cantavano il Signore l'inno e dicevano: degno, degno è l'agnello di Dio, santo, santo, santo è l'agnello di Dio. Pensate, lo dicevano coloro che erano stati creati per lodare il Signore, perché gli angeli sono stati creati per lodare il Signore, e dicevano: degno è l'agnello di Dio. Quando più noi invece dobbiamo gridare: degno è l'agnello di Dio, perché con il suo sangue siamo stati riscattati, siamo diventati figli di Dio. E allora con forza dobbiamo dire: degno, degno è l'agnello di Dio. Voglio ricordare a tutti voi che se siamo qui questa mattina è per mezzo che Lui ci ha resi degno. Il sangue di Gesù ci ha resi degni di entrare questa mattina davanti al trono di Dio e poterlo lodare. Gloria a Dio. Non è una cosa meravigliosa? Non avremmo mai potuto comprarci la salvezza. Nessuno di noi può comprare la salvezza, perché siamo stati comprati a caro prezzo, non con oro e con argento, dice l'Apostolo Pietro, ma con il prezioso sangue di Gesù. Che meraviglia, Signore, grazie. Un altro inno. Alleluia. Sono qui perché sento dentro me il desiderio di adorare te. Alzo la mia voce per cantare che tu sei l'unico re invincibile. Amo innalzare te perché sei in me. Mi inchino qui davanti a te perché sei il re. Oh sì, tu sei il re dei re. Oh sì, tu sei il re dei re. Provo gioia se mi avvicino a te e ti lodo pensando solo che tu sei il mio re, l'imbattibile, un amore che vive dentro me. Amo innalzare te perché sei in me. Mi inchino qui davanti a te perché sei re. Oh sì, tu sei il re dei 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 re. Alleluia. Quanti possono dire: egli è il mio re? Alleluia. Su quella croce era infisso una targa, il re dei giudei. Egli non era solo il re dei giudei, egli è il re dei re, è il Signore dei signori. E questa mattina vogliamo dire: Signore, tu sei il nostro re. Noi abbiamo fatto di te il nostro re, il nostro Signore. Padre, questa mattina vogliamo venire a te nel nome di Gesù. Ti ringraziamo per questo culto. Chiediamo allo Spirito Santo di guidare ogni cosa che faremo, che sia un culto accettevole a te, che un buon profumo d'odor soave si innalza da questo luogo e raggiunge il trono della tua grazia, Signore, affinché virtù questa mattina possano scendere da te per benedire ognuno di noi, Signore. Grazie per l'opera tua, Signore, grazie per la tua croce, Gesù, grazie perché ancora oggi quella croce è salvifica, salva, sana, guarisce. Grazie Spirito Santo per quello che questa mattina tu vorrai dare ad ognuno di noi, perché siamo certi che siamo alla tua presenza.
Tu ce l'hai confermato: dove 2 o 3 sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E questa mattina siamo più di 2 o 3. Signore, siamo qui per cercare il tuo volto, ma soprattutto per benedire e ringraziarti. Signore, grazie per queste anime che hanno deciso, hanno preso una decisione personale, individuale, di dire: Cristo è il mio Re, è il mio Signore. Lui ha dato la mia vita per me, io voglio donare la mia vita per Lui. Grazie perché è morto per i miei peccati ed Egli è risorto, e così io risorgerò una novità di vita. Signore, grazie per la vita eterna che Tu ci hai donato. Grazie perché sei andato a preparare un luogo per ognuno di noi e ci accoglierai presso di Te. Grazie perché hai vinto la morte. Grazie perché in Te siamo più che vincitori. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Alleluia. Grazie Padre. Ti amo Dio, la tua grazia mai mi manca, i giorni miei tenuti nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio al calare della sera, io canterò la tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. Amo la tua voce, tu mi hai guidato nel deserto, nelle notti buie, sei vicino come nessun altro, ti conosco come padre, migliore amico mio, io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. La tua bontà mi guarda e corre verso me, la tua bontà mi guarda e corre verso me. La mia vita ora riposa in te, tutto posso arrendere. La tua bontà mi guarda e corre verso me, la tua bontà mi guarda e corre verso me, la tua bontà mi guarda e corre verso me. La mia vita ora riposa in te, tutto posso arrendere. La tua bontà mi guarda e corre verso me. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. Io canterò nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro
sei il fedele. Alleluia. Le parole non basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu, mio Dio, mai una fine avrà. Le mie mani alzerò e loderò ancora a te, perché ciò che ho è un alleluia. Alleluia, sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Una cosa so, verso te aprirò le mie braccia per adorarti, oh Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora a te, perché ciò che ho è un alleluia. Alleluia, sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Le mie mani alzerò e loderò ancora a te, perché ciò che ho è un alleluia. Alleluia, sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Amen. Gloria a Dio. Quanti è stato meglio di quando siete entrati? Gloria a Dio. Sapete che c'è dinamite nella lode quando lodiamo il Signore? Ma anche perché non possiamo celebrare un culto se non viviamo in pace gli uni con gli altri. Cristo è morto per darci pace, siete d'accordo? Cristo è morto per darci pace.
E voglio sottolineare una cosa che è molto importante, io lo dico sempre nella mia comunità, il Signore mi ha dato l'onore di servire, in cielo non ci sono gli evangelici. A volte si pensa che in cielo ci sono solo gli evangelici, cristiani, pentecostali o battisti o metodisti o altre denominazioni cristiane. Nel regno dei cieli, quello che ho trattato proprio giovedì nello studio, il Signore conosce i Suoi. Dobbiamo avere un'intimità con Cristo. Gesù ha detto che Lui conosce le sue pecore e le sue pecore conoscono la sua voce. Gesù ha dichiarato: chiunque crede in me ha vita eterna. Non ha fatto nessuna... Alcuni pensano che in cielo saranno da soli. Ci sarà, sapete, un angolino, no? Dicono... Allora qualcuno ha detto che quando entra in cielo dice: facciamo silenzio, perché loro sono convinti di essere da soli. Noi entriamo nel regno dei cieli per mezzo del sangue di Gesù, che siamo stati riscattati e lavati, purificati dal suo prezioso sangue. E abbiamo dato una testimonianza di ciò che è avvenuto nella nostra vita. Noi abbiamo sperimentato Cristo. Noi viviamo in una nazione dove si professa cristiana, ma molti cattolici, che poi il termine cattolico vuol dire universale, la Chiesa universale, l'insieme della Chiesa. Noi facciamo parte della Chiesa universale di Cristo, quindi in qualche modo siamo cattolici anche noi, sotto questo termine. Non siamo di Roma, siamo cattolici celestiali. Non abbiamo una cittadinanza qui. Ma è importante che noi riconosciamo che solo attraverso il sacrificio di Cristo noi otteniamo la salvezza. E diamo testimonianza da adulti che abbiamo conosciuto il Signore, che abbiamo sperimentato Cristo. Gesù aveva lasciato detto alla sua Chiesa, prima di ascendere al cielo: andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Quindi c'è bisogno di credere, c'è bisogno di comprendere il significato del battesimo. Io, quando mi battezzo qui, che rappresenta la vasca battesimale, io sono morto con Cristo sulla croce, e quando mi alzo dall'acqua sono risorto con Cristo, come Egli è risorto. Questa è la rappresentanza del battesimo. Era così anche prima del IV secolo. La Chiesa Cattolica Romana battezzava adulti. Se voi andate a vedere nelle varie città troverete i battisteri, dove si battezzava per adulti, perché bisognava comprendere il significato del battesimo, bisognava capire che cosa significa morte e resurrezione di Cristo. Un neonato non lo può comprendere, anche se poi magari pian piano crescendo, ma deve testimoniare con il battesimo personale, individuale. E questa mattina loro due lo testimoniano personalmente. Io sono morto con Cristo, come dice l'Apostolo Paolo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che Lui ha dato, l'ha dato per me, è morto per me. E quindi la mia vita appartiene al Signore. È una testimonianza verace, vivente, vero. Quindi è molto importante, perché questo non è se uno lo vuole fare, è un ordinamento. Chi ha creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Il battesimo non salva, attenzione, non è che entrando nell'acqua qui vieni salvato perché hai creduto nel sacrificio di Cristo. Io credo che Cristo è morto per i miei peccati, è risorto, è seduto alla destra di Dio Padre. Sarà queste le domande che io farò ad ognuno di loro mentre il battezzo. E poi aggiungerò: sei pronto a servirlo? Perché Dio ci chiama a servire. Vi ricordate Gesù cosa disse ai suoi discepoli? Non siete stati voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia permanente. Settimana abbiamo parlato non frutti, frutto. E il frutto dello Spirito è? Quando li conosco questi 9 spicchi del frutto dello Spirito? Vediamo un po', li mettiamo insieme. Allora, pace, amore, bontà, fedeltà, autocontrollo. Quanti hanno bisogno allora del frutto dello Spirito? Io ho bisogno di questo frutto ancora, sto ancora molto indietro. Ho bisogno ancora del frutto dello Spirito, ma sono sulla strada giusta. Vero o no? Gloria a Dio. Voglio dare il benvenuto ai fratelli che sono in mezzo a noi, che conosco da una vita, alcuni, altri no, ma io sono 40 anni che sono qui nel Veneto.
quindi li ho visti crescere, nascere. Il fratello Specchi è stato quello che ci ha sposati, a me e mia moglie, gloria a Dio, poi tantissimi fratelli, perché siamo stati per molti anni nella comunità a Vicenza. Gloria a Dio. Poi il Signore ha voluto darmi questo peso di essere nel ministero, ma Dio guida ogni cosa, amen. Lui ci dà la forza. Vogliamo prepararci per la parola di Dio? Alleluia. Guardate, fratelli, io lo ripeto sempre e lo ripeterò ancora finché il Signore mi dà vita. In chiesa si deve sempre predicare la parola di Dio, deve essere al centro del culto la parola di Dio. Vanno bene i canti, vanno bene strumenti, lode, adorazione, è bello perché ci carica, ci prepara. In alcuni posti si balla pure, va bene, ballate pure, non mi importa, saltate nella presenza di Dio, ma quello che fa la differenza è la presenza di Dio nella chiesa, uno. Perché senza la presenza di Dio è il club di Gesù, ma non è la chiesa di Gesù Cristo. Pochi amen. Amen per quelli che sono nuovi vuol dire sono d'accordo. Così sia. Amen. È vero, sono d'accordo. E la seconda cosa è la parola di Dio che tocca i cuori. È questa che libera. Al di là del predicatore, è questa che guarisce, questa che salva, è questa che libera. È la parola di Dio, perché è efficace, è come una spada a doppio taglio, che entra, penetra e libera, guarisce, sana, raggiunge proprio l'intimità del cuore. Quante persone solo leggendo la parola di Dio si sono convertiti? Solo leggendo, nessun predicatore, nessuno gli era andato a spiegare. C'era una persona che aveva preso un albergo per suicidarsi lì a Napoli, il Jolly Hotel, il più grande albergo che abbiamo a Napoli, alto, aveva preso l'ultima camera, voleva gettarsi giù e sul comodino c'era un Nuovo Testamento. Lo ha preso dei Gedeoni, ho fatto parte dei Gedeoni per molti anni. Ha preso questo Nuovo Testamento e ha letto che Dio lo ha tanto amato, che ha mandato Gesù a morire sulla croce per lui. Ha chiuso, ha pianto, ha pregato, è sceso giù, è andato alla hall e gli ha detto: io la ringrazio per questo libricino, perché ero venuto qui per togliermi la vita. Ma ho letto che Gesù mi ama. Chi c'era che predicava lì? Lo Spirito Santo, che è il miglior insegnante. Amen. Gloria a Dio. Abbiamo avuto il piacere di andare nelle carceri a Vicenza. Natale abbiamo cantato lì per loro, concerto, ma alla fine gli abbiamo lasciato un Nuovo Testamento ad ognuno di loro. Ed è quello che cambia la vita delle persone, è quello che cambia il cuore dell'uomo, è quello. Ci sarebbero tante testimonianze questa mattina che potrei farvi ascoltare. C'era un ragazzo tossico che prendeva la droga e non riusciva, quando ha conosciuto Gesù, si metteva l'ago, ma si piegava l'ago. E lui l'ha testimoniato, non era capace di potersi drogare perché l'ago si piegava. Quanti sanno che noi abbiamo un Dio grande? Alleluia! Dio è grande e soprattutto è vivente. È vivente. Andiamo alla parola di Dio, Atti capitolo 16, dal versetto 25 al versetto 35. Un passo molto noto, molto conosciuto. Sappiamo che ci troviamo in un momento particolare dell'Apostolo Paolo che, essendo doveva andare a annunciare la parola in Asia, ma lo Spirito Santo glielo vietò. Poi voleva andare in Bitinia, ma lo Spirito Santo glielo vietò. Pensate, lo Spirito Santo che vieta di andare a predicare. Mi sembra un controsenso. No, non è un controsenso. Sapete perché? Perché è lo Spirito Santo che decide dove dobbiamo andare. È quello che dobbiamo fare. A volte noi usiamo la Bibbia come un martello o come un codice di diritto penale. Siamo pronti a giustificarci e a uccidere le persone biblicamente. Ma la Bibbia dice, boom, boom. Ah, ma i cattolici hanno gli idoli. Anche noi abbiamo gli idoli. Perché l'idolo non è soltanto una statua. L'idolo è tutto quello che si mette in mezzo fra me e Dio. Può essere mio marito, può essere mio figlio, può essere qualsiasi cosa si mette in mezzo fra me e Dio, è un idolo. Perché io amo più quello che Dio. Gesù disse: chi ama padre e madre o figlio o figlia più di me non è degno di me. Non è che non voleva che amassi i figli, ma voleva che tu amassi colui che ti ha donato tuo marito, che ti ha donato la vita, che ti ha donato tua figlia, perché i figli non sono nostri. I figli che noi abbiamo ci sono stati donati. Siamo tutori e lui se li può prendere quando vuole. La nostra vita lui ci può chiamare quando vuole, siete d'accordo? Proprio ieri un caro servo del Signore è andato con il Signore.
caro amico, servo, è andato con il Signore. È cosa meravigliosa sapere che quando noi non ci siamo più qui, andiamo direttamente alla presenza di Dio. E questo è quello che ho predicato a Pasqua. 2 cose meravigliose ha fatto il Signore. Uno, la salvezza che ha salvati, l'altro ci è andato a preparare un luogo. Gloria a Dio. Io non so quale sarà la casa che Lui mi ha preparato lassù, bellissima, ma comunque a me basta anche un posticino, basta che sto lì. Siete d'accordo? Gloria a Dio. Leggiamo. Verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantando inni a Dio, e i carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta. In quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: non farti del male, perché siamo tutti qui. Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e tutto tremando si gettò ai piedi di Paolo e di Sila, poi li condusse fuori e disse: signori, che devo fare per essere salvato? Ed essi risposero: credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. Lo possiamo ripetere tutti? Credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Questa è la promessa che mio papà si aggrappò con 9 figli. Per la grazia di Dio siamo quasi tutti, mancano 2. Prima eravamo 2-7, adesso siamo 7-2. Abbiamo stravinto. Ma arriveranno anche loro. Mio padre e mia madre, ovviamente. Alleluia. Che versetto eravamo? 32. Poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui e tutti i suoi. Furono battezzati. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola, come faremo noi dopo, e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Alleluia. Ora, quello che voglio farvi notare qui è qualcosa che voglio questa mattina condividere con voi in modo particolare e farvi una domanda. Ma in realtà, chi è che aveva paura? Chi era colui che aveva paura? Perché quelli che dovevano avere paura, che erano Paolo e Sila, che erano stati picchiati, frustati, e non è che la frusta erano stati gettati in fondo alle carceri incatenati, quelli sì che dovevano avere paura, perché il giorno dopo, ma la scrittura ci dice al contrario, ci dice che loro in tutto questo cantavano e lodavano il Signore. Ti è mai successo in mezzo ai problemi di lodare il Signore? No, guarda, non dire se non è vero, non dirlo. Perché noi parliamo con sincerità, mosso in sincerità nella presenza di Dio, dice Paolo. Noi non siamo come quei molti che adulterano la parola di Dio, ma noi parliamo in sincerità, cioè il Signore è presente in mezzo a noi. Ti è mai successo che in mezzo a un problema, in mezzo a una situazione dove c'è stato un panico di paura sulla tua vita, tu hai preso una posizione, quella di lodare il Signore? Di dire: Signore, io so che tu vuoi ogni cosa. Signore, io ti lodo, io ti benedico. Ti do veramente tutta la mia lode, perché non posso fare niente in questo, ma una cosa posso fare, quella di lodare te, perché so che c'è dinamite nella lode, perché so che quando io ti lodo qualcosa avviene, qualcosa succede, ed è avvenuto così. Mentre Paolo e Sila stavano lodando, avviene che cosa? Un terremoto, è un terremoto spirituale, avviene quando noi lodiamo il Signore in mezzo alle difficoltà. In mezzo ai problemi arriva un terremoto spirituale, noi gli facciamo venire al diavolo un mal di testa così forte perché lui pensa di averci abbattuto e invece noi lodiamo il Signore. Davide dice: io benedirò l'Eterno in ogni tempo e la sua lode sarà nel continuo nella mia bocca. Gli umili lodranno e si rallegreranno. Magnificate con me il Signore ed esaltiamo il suo nome tutti insieme. Io ho cercato l'Eterno ed egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei
Spaventi, anche Davide aveva avuto spaventi, anche noi abbiamo spaventi, anche le paure arrivano su di noi, ma la cosa meravigliosa è che abbiamo qualcuno vicino a noi che ci mette una mano sulla spalla e ci dice: non temere, perché io sono qui, io sono con te, non ti lascerò e non ti abbandonerò. Questa è la promessa che ci ha fatto Gesù, ma non solo, ci ha dato una grande eredità. Qual è l'eredità? Vi lascio la mia pace. Quando entrate in una casa dite: pace a questa casa. Ma se non abbiamo pace, come possiamo portare pace? Pietro disse: dell'oro e dell'argento non abbiamo, ma quello che abbiamo te lo diamo. Il credente nato di nuovo ha una pace profonda nel suo cuore. La vera paura ce l'aveva il carceriere. Il carceriere ha avuto una vera paura. E la paura del carceriere era una paura non tanto, vediamo se riesco a spiegarmi, cioè che colpa ne aveva lui? È arrivato un terremoto. Non sono stato io a far venire il terremoto. Sono scappati. Non sono stato io a rompere le catene, perché non potevano rompersi. È stato un atto sovrannaturale. È stato qualcosa di terribile, sono scappati, ma lui aveva paura del giudizio. E quanti hanno paura del giudizio degli altri? A volte non tanto di quello, ma ho paura di quello che pensano di me. Ho paura di quello che dicono di me. Ho paura di quello che dicono dei miei figli. Ho paura di quello che... La paura. Sapete che negli ultimi 5 anni, andate a vedere, statisticamente, il farmaco più venduto al mondo sono gli ansiolitici. Paura, attacchi di panico. Anche Davide l'ha avuto, tutti l'hanno avuto, anche Elia ha avuto paura, se ne è scappato nel deserto. I più grandi uomini di Dio, servi di Dio, quindi la paura arriva. Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare l'Eterno. La paura arriva nella nostra vita. C'è tanta paura in giro. Parliamo con le persone, hanno paura del domani, perché siamo bombardati dalle televisioni, da quello che accade, da quello che succede, cosa accadrà. Adesso sembra che quasi sta scoppiando la terza guerra mondiale. Cosa farà? La Russia si attaccherà, cosa succederà? Paura, panico nelle persone. C'è gente che ha paura di uscire, gente di mettersi in macchina. Hanno paura. Ma Gesù ci ha detto: vi lascio la mia pace. Quella pace che il mondo non vi potrà mai dare. Guardate che meraviglia, il Salmo 46 dall'1 al 5 dice: Dio è per noi un rifugio, una forza, un aiuto sempre pronto nelle nostre avversità, sempre pronto nelle nostre avversità. Perciò noi non temeremo, anche se la terra si dovesse spostare e se i monti fossero gettati in mezzo al mare e le sue acque si infiurassero e schiumassero e i monti tremassero nel suo gonfiarsi. C'è un fiume i cui rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo, dimora dell'Altissimo. Dio è nel mezzo di lei ed essa non sarà smossa. Dio la soccorrerà alle prime luci del mattino. Fratelli, c'è un fiume che rallegra il cuore. C'è un fiume. Io mi sono trovato spesse volte nella mia vita, veramente. Vi è mai successo di avere una paura, un brivido alla schiena che vi raggiunge? Non posso mai dimenticare quella volta che ci chiamarono perché Katia fece un incidente, si ribaltò con l'auto. Dovevamo andarla a cercare, dov'era? Un brivido alla schiena. Ma in quel momento ho invocato il Signore. Lui ci ha detto che sta con noi, non è vero? Non ci ha detto io sarò con voi. E quando Lui ci ha detto sarà con voi, non lo dice un uomo, lo dice Dio. E allora, Signore, dove sei? Per favore, prendi il mio cuore, perché ho paura. E Lui, come un buon padre, ci prende il nostro cuore e ci dice: non temere, perché io sono con te. Quando andarono a dire al capo della sinagoga: non importunare più il Signore, proprio pochi giorni fa ho predicato questo, perché tua figlia è morta. Che brutta notizia. Gesù stava andando a casa a guarirlo: vengo a casa tua, non importunare più il maestro perché tua figlia è morta. Che brutta notizia, terribile. Era andato là per pregare: mia figlia sta per morire, vieni a casa mia.
Per un genitore perdere un figlio o una figlia è terribile, qualcosa di incredibile. E Gesù cosa fa? Non lo lascia così. Gesù gli mette una mano sulla spalla e gli dice: non temere, solo abbi fede. E così avvenne. Entrò a casa e guarì sua figlia. Gloria al nome del Signore. Giovanni capitolo 14 versetto 17 ci dice: io vi lascio la pace, vi do la mia pace, vi do come il mondo non dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Il mondo vuole dare la pace, vuole cercare di dare la pace. A volte vogliamo conquistare e acquistare. Ho visto persone che hanno trascurato famiglie, hanno trascurato tutto per comprare proprietà, per arricchirsi. E la pace non c'era in quella casa, in quella famiglia. Perché la cosa più bella che tu puoi dare a tua moglie, a tuo marito, è il tuo cuore. È la tua presenza. Ai tuoi figli è la tua presenza. Non far mancare mai la tua presenza. È importante. Noi stiamo vivendo in una società dove i giovani sono stati abbandonati a se stessi, dove per problemi di lavoro marito e moglie hanno dovuto lavorare, hanno lasciato e l'hanno data ai babysitter, e cambia uno, cambia due, cambia tre, cambia quattro, perché dovevano portare a casa i soldi, perché dovevano fare villeggiature, ferie, perché non doveva mancare nulla, ma quello che è mancato è stata la cosa principale. Mi è mancato l'amore di mio padre, qualcuno mi ha detto, mi è mancato un abbraccio di papà, mi è mancato un abbraccio di mia madre. Non far mancare mai l'abbraccio ai tuoi figli. Amali, stringili a te, perché è un dono che Dio ti ha dato. Ringrazia il Signore per tuo marito, ringrazia il Signore per tua moglie, ringrazia il Signore per i tuoi figli che Dio ti ha dato. Anche quando sbagliano, sii paziente e non dire mai sei stupido. Mai. Molte persone vivono ancora con questa condanna addosso, perché si sono sentiti: tu sei stupido, non capisci niente, non vali niente, tu sei... Non dirlo mai! Di che sei meraviglioso, sei prezioso, sei bellissimo, sei bellissima, sei unica, perché tu, Dio ti ha creato a te nell'unicità. La tua pupilla degli occhi non ce ne saranno più uguali a te, le tue impronte digitali sono tue. E Dio ti ha creato, Davide diceva, sono stato fatto in modo stupendo, meraviglioso. Alleluia. Prima Giovanni capitolo 4 versetto 18: nell'amore non c'è paura. Alleluia. L'amore perfetto. Chi è l'amore perfetto? L'amore perfetto caccia via la paura. Sapete che io dovevo dormire sempre con una luce accesa. Non riuscivo a dormire al buio. Adesso la metto perché di notte non ci vedo, vado a sbattere. Quindi una lucetta piccolina. Ma io avevo paura del buio. Ma il Signore mi ha liberato. E ci sono alcuni che sono stati liberati dalle paure, dalle fobie. Perché quando entra la parola di Dio, guardate, l'amore perfetto caccia via la paura. Perché la paura ha a che fare con la punizione. Ma chi ha paura non è perfetto nella fede. Sapete quando è venuta la paura nel mondo? Quando è arrivata la paura? Nel giardino dell'Eden. Quando ha peccato, che cosa ha fatto? Hanno avuto paura e si sono nascosti. Prima camminavano con Dio. Il peccato ti fa mettere paura, e vivi nel peccato e nella paura. Ma se tu vivi in Cristo, tu non vivi nella paura, tu vivi nella gioia. Alleluia. Gloria a Dio. Filippesi capitolo 4 versetto 7 dice così l'Apostolo Paolo. Sapete, quando scrive l'Apostolo Paolo questa epistola si trova in carcere. Io l'ho visto quel carcere, è 2 metri per 2. Cioè non è neanche il tempo di girarti sottoterra, fra l'altro. E dice così: e la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. La pace di Dio. Come può arrivare questa pace? Arriva quando divento un figlio di Dio. Io non posso essere un cristiano perché sono nato in una famiglia cristiana. Non lo posso essere. Io sono nato in una famiglia pentecostale, evangelica pentecostale. Sono nato cresciuto. I miei genitori sono stati pionieri nell'opera pentecostale in Italia. Mio papà si è convertito nel 1946-47. Io sono del 59. Quindi quando sono venuto al mondo i miei genitori erano già convertiti. Ma questo non mi dava la salvezza. Dio non ha nipoti, Dio ha figli.
È bello quando dice l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. Non dice l'Iddio Abramo, Isacco e Giacobbe. No, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Lui deve essere il nostro Dio. Lui deve essere il tuo Dio. E per essere il tuo Dio lo devi sperimentare. Il cristianesimo, più che una religione, è una relazione. Una volta ho detto a qualcuno in piazza Marostica, mentre stavamo evangelizzando, ho detto: tu sei un cristiano? Sì, sono un cristiano. Ho detto: ma tu conosci Gesù? Beh no, ha detto lui, conosco. Ho cresciuto in una famiglia cristiana che mi ha insegnato. Dice: però io do, quella volta, 100.000 lire al prete e lui prega per me tutte le settimane. Ho detto: e quando andrai in cielo? Lui dice: non ti conosco, conosco il prete. È una relazione. Giovedì ho parlato di un'intimità con Dio. Intimità lo si ha in una famiglia, in una coppia, siete d'accordo? Marito e moglie. E giovedì ho parlato proprio di questo. A volte io e mia moglie non abbiamo bisogno di parlarci, basta uno sguardo, siete d'accordo? Dopo anni che passiamo insieme, basta uno sguardo. A casa mia mio padre bastava che mi facesse uno sguardo, io già capivo tutto. E poi dopo ne parliamo. Uno sguardo. Bastava uno sguardo. E tra marito e moglie basta uno sguardo. A volte hai ospiti, basta che tu guardi tua moglie, lei guarda te e dice: va a preparare il caffè. Già lo sai. Siete d'accordo? E come possiamo avere relazione con Dio? Dio ha mandato suo figlio affinché noi avessimo relazione con il Padre e noi conoscessimo l'amore di Dio attraverso il figlio. E noi tutti, dice la parola di Dio, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, di gloria in gloria. Wow! Abbiamo un esempio meraviglioso, Gesù. E la scrittura ci dice: poiché quelli che Egli ha preconosciuti, li ha predestinati ad essere all'immagine di chi? Sant'Antonio, no, ad essere all'immagine di Gesù Cristo. Tutti quanti noi dobbiamo essere all'immagine di Gesù. Quando vedranno noi, quando vedono Luca, quando vedono Sciarina, devono dire: vedo Gesù nella tua vita. Non una religione, vedo Gesù nel tuo cuore, nei tuoi occhi. Tu hai qualcosa che io non ho. Allora prendilo anche tu. Perché noi predichiamo Cristo. Predichiamo Cristo. La scrittura dice nel verso 32 che abbiamo letto qui, sto per concludere, che poi devo andarmi a cambiare. Nel verso 32 dice: poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Quando noi abbiamo conosciuto Gesù non possiamo tenercelo per noi. Dobbiamo annunciarla ai cari, ai vicini, a tutti quanti. Ho incontrato Gesù! Ho incontrato Gesù! La donna samaritana lasciò il secchio e andò nel suo paese e disse: venite a vedere, ho incontrato Gesù, ho incontrato il Messia. Parlò a tutto il paese e la scrittura dice che si convertirono tutti. Non possiamo tenercelo per noi. Gesù, quando guariva qualcuno, diceva: vai a casa tua e racconta le grandi opere che Dio ha fatto per te. Ma devono vedere un cambiamento nella nostra vita, perché se no è teoria, non è pratica. Paolo diceva: quello che avete visto fare a me, fatelo. Siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Un cambiamento, una trasformazione. Se io rubavo non rubo più. Se io parlavo in un certo modo, quel parlare non mi appartiene più. Io devo annunciare Cristo. Amen. E allora il versetto 32 dice: e in lui tutti i suoi furono subito battezzati. Cioè, dopo aver fatto la conversione, dopo aver ricevuto Gesù, dopo essere salvati spiritualmente, avevano bisogno di qualcosa. Di che cosa avevano bisogno? Il battesimo. Dovevano credere che Cristo Gesù è morto per i loro peccati. Queste cose qua non le possiamo dire a un neonato. Noi vogliamo ringraziare il Signore, lo dico spesso, per i genitori cattolici romani che gli hanno dato un insegnamento cristiano, che li hanno battezzati da bambini, piccolini, neonati, perché era questo che gli hanno insegnato e lo hanno fatto con tutto il loro cuore. Erano i loro figli, hanno fatto cose giuste da presentarlo. Ma io penso che la cosa più bella oggi è vedere il proprio figlio
che conferma quello che papà e mamma hanno fatto quando io ero piccolino. E adesso dico: papà, mamma, sono io che vi ringrazio e vi dico, però ecco la testimonianza. Quel cristianesimo che voi mi avete insegnato, mi avete inculcato, quello che voi avete desiderato per me, io ve lo testimonio oggi che Gesù è il mio Signore. Non è bello? È meraviglioso. Chi crede in me ha vita eterna. È meraviglioso questo. È una relazione con Cristo. E questa mattina noi sentiremo le testimonianze proprio di questa relazione che hanno avuto con il Signore, che hanno ricevuto. Credo che ognuno di noi che abbiamo conosciuto il Signore potremmo dare la nostra testimonianza, come, quando e come ci siamo incontrati con Gesù. Non è un lavaggio del cervello. Non viene a nessuno detto di fare il battesimo. Noi predichiamo la parola di Dio. Chi avrà creduto lo decide dentro di sé di fare il battesimo. Ma la mia domanda è: se io credo che Gesù è morto per me, se io credo che Lui è morto per i miei peccati e ha dato la sua vita per me, e io dichiaro e mi confesso un credente, un cristiano, che cos'è che mi trattiene nel battezzarmi? È un comando, è un ordine di Dio. Io devo farlo per testimoniare a chi? Alla Chiesa, al Principato, alle potestà che sono intorno a noi. E sapete una cosa che l'ho detta all'inizio? C'è più festa in cielo per un peccatore che si ravvedo, per le 99 pecore che non hanno bisogno. Ti puoi sentire non bisognoso, ma continua ad essere un cristiano. Non ci sarà mai festa in cielo per te. Questa mattina c'è festa in cielo, perché non soltanto loro, ma in tutto il mondo, chissà quante persone oggi stanno scendendo nelle acque battesimali. E sapete cosa sta dicendo Gesù? Che bello, quel passo è meraviglioso. Egli vedrà il frutto del tormento del suo spirito e ne sarà saziato. Cioè Gesù vede loro due, li guarda e dice: la mia morte non è stata vana, perché anche Luca, anche Uscerina ha creduto in me, ha creduto nel mio sacrificio, ha creduto in me. Il profeta dice: chi ha creduto quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? E noi tutti quanti, noi che abbiamo creduto, possiamo dire: io ho creduto. Io ho creduto. E la scrittura dice che ogni ginocchio si piegherà ed ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. Verrà un giorno che tutti lo dovranno fare, tutte le ginocchia saranno piegate. Ma noi vogliamo ringraziare il Signore perché le ginocchia le abbiamo piegate prima. Non le piegheremo in quel giorno perché avremo paura, le abbiamo piegate prima perché abbiamo creduto in Lui. Amen. Il canto che canteremo ora dice: tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, sei la certezza in un mondo che è senza. Sono tutte caratteristiche di Dio, non sono le nostre caratteristiche. La forza, la capacità di dare speranza, la capacità di dare certezza. Solo Dio può fare questo e vogliamo riconoscerlo ancora una volta questa mattina. Sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza nel cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che è senza.
quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che è senza, tu sei il mio Dio, non dubito. Gesù, tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu, Gesù, sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù, tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu, Gesù, sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù, tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu, Gesù, sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù, tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu, Gesù, sarai con me, io vincerò comunque. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, del cuore mio. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, sei la certezza in un mondo che è senza, tu sei il mio Dio, non dubito. Tu sei il mio Dio, non dubito. Wow! Vediamo un po' come l'acqua. Aspetta, a me conviene fare così. Ah! Wow, gloria a Dio. Quante persone ho visto scendere nelle acque battesimali. Quante anni il Signore mi ha dato la gioia di battezzare. Tantissimi, è un onore. Allora, chi dobbiamo battezzare per prima? Userina. Vieni cara, vieni dentro, perché qua non puoi tornare più indietro, perciò dico vieni. Accomodatevi. Scusatemi, vi avevo tenuto in piedi. È bella, vero? Dai, ditemelo. Vuoi stare qui vicino? No? Stai lì, ti chiamo quando esce dal... Ok. Davanti, noi ci nascondiamo dietro di te. È un po' difficile io nascondermi. Va bene.
Pace a tutti, ringrazio il Signore di essere qua davanti a voi e di poter compiere questa scelta davanti a tutti voi. Per chi non mi dovesse conoscere, sono Srina e ho tanti motivi per ringraziare il Signore per tutto quello che ha fatto. Non sono nata in una chiesa, in una famiglia cristiana, ho conosciuto il Signore quando avevo 8 anni circa. E prima di allora, a 4 anni, è stato detto a mia mamma che avevo una disabilità che all'epoca era chiamato ritardo d'età, e sin da allora i miei genitori hanno fatto tanti sacrifici per portarmi dal logopedista, psicomotricità 3 volte a settimana, e io comunque vedevo quanto i miei genitori faticavano per vedere un miglioramento, e quindi sin da bambina mi sono sempre sentita un pochino un peso per questa cosa. Quindi quando a 8 anni mi hanno presentato questo Dio che ti ama così tanto nonostante anche qualsiasi tuo difetto, a me comunque mi rendeva felice perché capivo magari lui mi può amare anche se avevo questa disabilità e non era per lui un peso. Allora con quel cuore, comunque di un bambino di 8 anni, quindi un cuore puro e che non ha secondi fini quando prega, inizio a credere a quanto mi era stato detto e prego al Signore con questo cuore bisognoso d'amore. E da lì inizia un'opera, infatti da lì la disabilità migliora, tanto che alle medie i professori dicevano che non avevo bisogno di un insegnante di sostegno perché ero brava da sola e non c'era bisogno. E quindi già questo era stato un grande miracolo. Però all'età di 10 anni mio papà se ne va via di casa, i miei divorziano e da là ho iniziato a mettere in dubbio tutto e tutti, tanto che ho iniziato a dire, cioè se il tuo stesso padre che ti ha cresciuta, ti ha voluta bene, se ne va di casa, come può una persona che non è lì presente, perché Dio alla fin fine non è concretamente una persona ma in cielo, volerti bene? Là inizio a dubitare e cerco allora, inizio a pensare anche che mio papà se n'è andato via di casa per colpa mia e quindi nessuno mi avrebbe mai voluta bene per ciò che ero e quindi cerco un po' di rimuovere tutto quello che avevo accantonato sul Signore e questo viene sostituito dai pensieri tanto difficili, nel senso che da lì in poi inizio a fare dei sogni nel quali finivano sempre o io che perdevo la vita o che mi veniva strappata la voce dal nulla e mi svegliavo sempre che mi avevo la sensazione di essere caduta nel vuoto o che mi fosse stata toppata la gola. Scusate. E non ho mai detto niente questo a nessuno perché dicevo se dico questa cosa a mia mamma, magari mia mamma mi abbandona, se ne va via. E non ho mai detto niente, sono andata avanti così fino a marzo del 2020, quando c'è stata la quarantena e da là non potevo più scappare dai miei pensieri, non potevo più cercare di non pensare al Signore perché era lì in quella casa, c'erano Bibbie ovunque, c'erano i libri dei canti, eccetera, quindi non è che potevo più di tanto scappare. E ad aprile ci fu una catena di preghiera a cui mia mamma mi obbligò, diciamo, a pregare con lei e sentii il cuore pesante mentre avevo gli occhi chiusi. Non pregavo, però avevo gli occhi chiusi per far vedere a mia mamma che pregavo. E sento il cuore pesante, una voce che dice di affidarsi. E allora lì io dico, forse questa è l'ultima sponda, magari cambio qualcosa, non lo so. E allora lì prego e dico, Signore, fai tu, cioè non so più cosa fare, non ce la faccio a vivere con questa volontà di non esserci più e quindi fai tu, non so più cosa fare, onestamente avevo 13 anni all'epoca, quindi sì. E per la prima volta dopo tanti anni pregai di nuovo con quel cuore bisognoso d'amore e che cercava solo l'amore del Signore. E da lì allora cambiò tutto. Il Signore non mi fece più fare quei sogni, iniziai ad amare la vita, a voler vivere comunque e continuare a stare accanto al Signore. E adesso sono qua e ho 18 anni e nonostante comunque abbia ancora tante insicurezze, cose eccetera, comunque la cosa che è cambiata è il mio approccio nei confronti del Signore, perché adesso non è più
un qualcosa che mi dà un peso, eccetera, ma penso sempre il suo amore mi purifica, mi lava e mi può rendere perfetta nelle sue vie. Non ho bisogno di essere approvata dagli altri, eccetera, per essere voluta bene, ma c'è il suo amore che può, insomma, trasparire e può farmi ben vedere anche dagli altri. E ha fatto un po' quello che c'è scritto in un versetto. Si trova in Ezechiele 36, capitolo 36, versetto 26. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Ecco, e quindi grazie. Amen. Vuoi dirlo tu? E anche qua a Marostica sono stata battezzata nello Spirito Santo e questo mi ha dato una marcia in più sicuramente per fare questo passo. Gloria a Dio. Qualcuno o mi dà il mio microfono oppure tengo questo? Tengo questo, però poi non posso tenere lei. Di solito tengo quello... Ah, mi tieni tu, grazie. Vieni qua. Era una domenica mentre stavamo lodando il Signore, stavamo facendo il nostro culto di adorazione al Signore, stavamo lodando il Signore e lei ha ricevuto il battesimo nello Spirito Santo. È venuta da me a fine culto con una gioia per raccontarmelo insieme con sua mamma, mi ha detto: Pastore, ha ricevuto lo Spirito Santo mentre stavamo lodando il Signore. Lo Spirito Santo è un Signore, non fa cose strane, sapete? Lui sa come operare nelle vite delle persone, amen? In qualunque posto, in qualunque luogo. Serena, lo tengo io, poi te lo passo. Tu credi che Dio ti ha tanto amato che ha mandato il suo unigenito figlio a morire sulla croce per te affinché tu possa essere salvata? Sì. Tu credi che Lui è risorto il terzo giorno ed è seduto alla destra di Dio Padre ed è lì per intercedere per te? Sì. Sei pronta davanti alla Chiesa, ai principati e alle potestà, di prendere questa decisione con un patto davanti a Dio? Perché il battesimo rappresenta un patto con Dio, di servirlo, amarlo, onorarlo tutti i giorni della tua vita? Sì. Per la testimonianza che noi abbiamo ascoltato e per l'ordine e il comando che Dio ci ha dato, ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il miracolo ha fatto in me, il mio Salvatore. Un miracolo ha fatto in me quando venne nel mio cuore. La sua grazia è giunta a me, trasformandomi, dandomi fede. Un miracolo ha fatto Gesù in me. Alleluia! Un miracolo ha fatto Gesù in me. Il miracolo non è quello fisico, il miracolo è quello spirituale. Amen. Molti vanno al Signore per ricevere un miracolo, una grazia. Ma Gesù non è morto soltanto per guarirci fisicamente. Sì, per le sue lividure abbiamo avuto guarigione, ma Gesù è morto perché noi avessimo vita e vita d'esuberanza, quella vita eterna, per salvare la nostra vita. Quindi questa mattina è bellissimo sentire come Dio si è preso cura, non avendo un papà. Lui dice nella sua parola: io sono il marito delle vedove, sono il papà degli orfani. Amen. Luca, wow, un applauso anche a Luca. Ci sono i genitori di Luca qui e vogliamo ringraziarvi perché siete venuti ad onorare vostro figlio, ma anche grazie che siete con noi. Suo fratello gemello, vedete, proprio uguale, no? Sua moglie. Gloria a Dio. Dio è buono. Credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu. Amen. Pace a tutti, io sono Luca. Mamma che emozione. Allora, c'è una domanda che molti si possono fare conoscendomi, no? Cioè, che ci fa Luca qui oggi? Cioè, ma non tanto persone che mi conoscono magari come voi da un anno o due, ma magari chi mi conosce da 10, 20, 30 anni, no? E che sa quindi
un po' tutto il mio percorso. Diciamo che Gesù è entrato nella mia vita, penso, 20-25 anni fa, ed è entrato veramente con forza e con una presenza talmente viva nel mio cuore che, come dire, tutto è cambiato, ma perché dove opera Dio, Dio fa cose, Dio rinnova tutto, Dio rinnova veramente tutto. E praticamente questa presenza viva nel mio cuore poi mi ha accompagnato per tutta la vita, e ha condizionato tutta la mia vita, le scelte, le mie relazioni. Diciamo che questa relazione era talmente forte che l'ho dovuta custodire con le unghie, perché era molto importante, era fondamentale. Cioè è arrivato a essere non una vita con una relazione con Dio, ma la mia vita era la relazione con Dio. Tanto che se io toglievo la mia relazione con Dio, restava un uomo morto. Un morto che camminava. E questo è stato praticamente un percorso che è andato avanti per 20 anni, dove io ho sperimentato veramente Gesù amico, maestro e signore della mia vita. Avevo 20 anni e praticamente questo cammino che Dio mi ha... Cioè, io praticamente, se posso riassumere la mia vita, è stato un camminare dietro a Gesù Cristo. Sono stato, posso dire, crocifisso, bastonato, sono stato denigrato per questa relazione che io avevo. Era la cosa più importante che io avevo e che ho ancora tuttora. Tutto questo però è accaduto in una chiesa cattolica, io sono nato cattolico. Quando 2 anni fa praticamente è successo che io ero solo e ho detto: Signore, sono 20 anni che camminiamo insieme, 20 anni che mi guidi, no, nella mia vita. Ne abbiamo visti di tutti i colori, per te ho fatto qualsiasi cosa e sto camminando da 20 anni dietro a te nella Chiesa Cattolica. Ora ho questa necessità, ero solo, volevo una comunità di persone con cui condividere la fede, amici con cui condividere la fede. Ho detto: Signore, apri tu una strada, quella che tu vuoi, tanto, come dire, se me la apri tu, mi conosci da 20 anni, camminiamo insieme da 20 anni, parliamo da 20 anni, io conosco te e tu conosci me, mi apri una strada, quella che tu vuoi, e andrà bene, io ne apri una e io vado. Fatto sta che da lì a poco praticamente mi invitano qui nella chiesa di Marostica. Io inizio qui a frequentare e da lì poi non me ne sono più andato, no? Ovviamente mi sono chiesto, però anch'io mi sono chiesto, ma il Signore ti ha portato per 20 anni in una chiesa, no? Ora tu frequenti un'altra chiesa, un altro modo di pregare. Però la cosa strana, che mi faceva un po' strano, era che, come dire, tanto sentivo Dio vicino nel mio cuore prima e tanto continuava a essere presente nel mio cuore e ancora adesso lo è. E questo è solo grazie di Dio. E quindi praticamente ho fatto 2 anni di discernimento, anche perché chi mi conosce da 10-20 anni sa che io prendo le cose molto sul serio, non faccio le cose a caso, tantomeno le cose di Dio. Ho fatto 20 anni dove la mia fede in Gesù Cristo, il mio camminare dietro a Cristo ma potete anche domandarlo ai miei genitori, perché anche loro come dire, hanno vissuto, credo, no? Questa mia esperienza forte nel Signore negli anni. Praticamente 20 anni di cammino dietro a Cristo mi hanno cambiato, mi hanno plasmato, Dio mi ha plasmato nella mente, nel cuore, nello spirito, fermo, forte nella fede, come sono ancora. Dio era tutto per me e lo è ancora. Perché allora mi sono ritrovato a camminare in una chiesa evangelica e questo gliel'ho chiesto al Signore. Gliel'ho chiesto veramente al Signore e Lui mi ha risposto.
Lui mi ha detto, ma secondo te Luca, io per 20 anni mica sapevo che tu eri cattolico. Cioè, io non sapevo quello che stavo facendo con te, Luca. E il Signore è chiaro, nel senso, mi fa, e secondo te non so mica che adesso ti ho aperto una porta in una chiesa evangelica? Chiaro. E quindi io ho detto, ma Signore, infatti lì è stato un grande passo per me, un ulteriore passo, cioè veramente il Signore non finisce mai di lavorare, come dice Becky, work in progress. E io ho detto, ma Signore, effettivamente, ma io, cioè, era chiaro che il Signore mi chiamava qui, perché cioè, il Signore mi ha risposto a ciò che io avevo chiesto, mi ha risposto qui. Tanto per dirvi, io ho fatto 9 anni, cioè seguire Cristo nella Chiesa Cattolica mi ha portato anche a studiare 9 anni di teologia cattolica. Al che io ho detto, Signore, siccome adesso, la teologia cattolica però è un po', come dire, mancante nella parola di Dio, no? Questo è un dato di fatto. Al che prima di conoscere, cioè, prima di arrivare qui ho detto, Signore, mi piacerebbe approfondire la parola di Dio, no? Perché nel senso, ho studiato tanto, mi piacerebbe approfondire la parola di Dio. In un colpo solo Dio mi ha dato una comunità, degli amici. Chi meglio degli evangelici conosce la parola di Dio? Cioè, non posso dire che il Signore non è stato fedele, non mi ha aperto la porta. Io sono veramente stupito di come Dio ha operato nella mia vita. E quindi è chiaro che il Signore mi chiama qui oggi ed è chiaro che il Signore mi ha detto, ma tu Luca segui una chiesa, segui una dottrina o segui me? E quindi per me essere qui oggi vuol dire continuare il percorso che ho fatto e continuare a seguire Cristo. E quindi sono veramente felice di essere qui, sono nel posto dove dovrei essere. Il Signore mi sta accompagnando veramente con potenza, con conferme che questa è la strada che Lui vuole per me e mi ha sottolineato, io sapevo cosa stavo facendo, quindi quello non è stato uno sbaglio. Questo è un proseguimento di un grande cammino che ho fatto prima e che da qui inizia. E quindi diamo gloria a Dio. Scusate l'emozione, ma io non so il pastore come fa ogni domenica a parlare con il microfono in mano. No, e niente, quindi sono felice di essere qui. Questo è il passo fondamentale per me, perché lo sento che è necessario nel mio cammino spirituale, sono felice, posso solo che ringraziare il Signore per quello che ha fatto nella mia vita, posso solo che dire che il Signore mi ha stupito, spero che mi stupisca ancora molto nella mia vita e quindi veramente il Signore, posso dire, è sempre stato accanto a me, è sempre stato il Signore della mia vita e oggi più di prima è il Signore della mia vita. Il gruppo Ainidiu di sabato, dove siete che vi incontrate? Venite qua tutti quanti qua su, venite qua su. Ci tiene qua, sì? No, tu sei di là, va bene. Comunque il gruppo, dai, venite qua su, che lo sopportate al sabato. Lo sopportiamo. Io ho pensato a un certo momento che quando lui ha chiesto al Signore, ma perché mi hai portato nella chiesa evangelica? In quel momento ho pensato che il Signore gli ha risposto, perché lì conoscerai un uomo che si chiama Giovanni, che lo chiamano pastore e lo devi sopportare. E devi crescere. Dai, venite su, il gruppo che sabato si riunisce. Li chiamano giovani, ma oramai ma mancano alcuni, no? Questi sono gli amici che Dio mi ha dato. Amen. Vieni più avanti, che tu salto, ok. Vieni qui così, ok. Luca, dopo aver ascoltato la tua testimonianza, ed è meraviglioso quello che tu questa mattina ci hai detto, ed è quello che mi hai confermato quello che il Signore ha sempre messo nel mio cuore, che in cielo non ci sono denominazioni cristiane. Gesù non è venuto a formare una religione e quindi Lui aveva una relazione con te. Lui è con tutti coloro che lo cercano, con tanti che lo cercano, lo chiamano, lo invocano e hanno un rapporto personale
Cornelio aveva una relazione con Dio, ascoltava la voce di Dio, sapeva ascoltare la voce di Dio. Anche lui ha avuto bisogno del battesimo, perché ha mandato Pietro a casa per battezzarlo. E allora, venite pure sui genitori, facciamogli un applauso. Un applauso. Venite. Gloria a Dio. Dai, ok. Dai, dopo ti daremo il filmato. Vedrai che lo puoi andare a vedere su YouTube, saremo su YouTube. E poi un giorno lo vedremo anche in cielo. Amen, gloria a Dio. E allora, Luca, nella testimonianza che noi abbiamo ascoltato e che ci hai reso testimonianza a tutta la Chiesa, io ti faccio queste domande, sono molto importanti. Tu credi che Dio ti ha tanto amato che ha mandato suo figlio a morire sulla croce per te affinché tu potessi essere salvato? Sì. Tu credi che Egli è risorto, è sceso al cielo ed è seduto alla destra di Dio Padre e intercede per te? Sì. Tu sei pronto ad amarlo, ubbidirlo e servirlo tutti i giorni della vita che Dio ti dà, fino a quando Lui ti chiamerà? Assolutamente sì. Luca, nella testimonianza che noi abbiamo ascoltato e quello che tu hai affermato, e il mandato che Dio ci ha dato, nell'autorità ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nuova vita, Gesù mi diede, tutto il vecchio è passato, tutto nuovo è, sempre vincitore, con Lui sarò, una nuova vita, sì Gesù mi diede, una nuova vita, Gesù mi diede, tutto il vecchio è passato, tutto nuovo è, sempre vincitore, con Lui sarò, una nuova vita, sì Gesù mi diede. È sempre io che vi chiedo di alzarvi in piedi. Adesso più carichi di così, voglio dire, grazie. Grazie, Robert. Posso io danzare in libertà, perché sono figlio, perché sono suo figlio. Posso io cantare in libertà, perché sono amato, perché sono amato. Possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare. Possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare. C'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare. Possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire
guarigione in Dio possiamo adorare. C'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. C'è libertà nella casa, c'è libertà nel danzare, c'è libertà nella casa, c'è libertà nel danzare, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Noi siamo liberi, siamo liberi per il suo sangue, libero sono, noi siamo liberi per il suo sangue, libero sono, libero sono. Facciamo un applauso a Gesù. Signore, vogliamo ringraziarti veramente per questo tempo, Signore, per come tu ci meravigli con quello che costruisci nei nostri cuori, Signore. Cuori indegni, cuori che veramente non conoscono la tua santità finché non ti incontriamo. Signore, grazie per queste testimonianze, per questo tempo che possiamo passare insieme, per godere, Signore, l'uno dell'altro. Signore, tu, come ha detto Luca, ci stupisci e non smetti mai di stupirci, Signore. Fa che possiamo mantenere sempre questo cuore puro che si lascia stupire da te, Signore, nella vita di tutti i giorni, così come anche nelle cose importanti che dobbiamo fare. Fa che possiamo sempre confidare in te, Signore, chiedere a te e lasciarci stupire da te. Grazie, grazie, Signore. Amen. Amen. Possiamo accomodarci. Gloria a Dio. Bene, allora voglio ringraziare ancora coloro che sono stati in mezzo a noi, che il Signore vi benedica. Per coloro che vogliono fermarsi con noi possono farlo tranquillamente, e anche i fratelli che sono da Pordenone, che il Signore vi benedica grandemente, veramente è stata una gioia avervi con noi. Dio è buono, amen. Poi ci sono il papà di Gildo e la mamma che partiranno la settimana prossima. Vogliamo dirvi che voi siete della famiglia oramai, non è che siete nostri, va bene? E volevo ringraziare il Signore anche per il marito di Antonella che è qui con noi questa mattina. Dio lo benedica grandemente, Paolo. Dio lo benedica. Beh, i ragazzi che sono venuti ad onorare Usurina, gloria a Dio. Fratelli, portate i saluti nelle vostre comunità quando tornate. Dobbiamo avere un'unità nell'opera del Signore. Amen. Dobbiamo amarci, stimarci l'un l'altro. Noi vogliamo vedere la gloria di Dio nella nostra nazione, Amen. nella nostra città. Vogliamo essere uno in Cristo. Amen. Va bene, nient'altro, vi chiedo di alzarvi in piedi. Alleluia. Ed ora la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, la carità, l'amore, la guida dello Spirito Santo siano con tutti noi e con tutto il suo popolo. L'amore di Dio sia sparso nei nostri cuori. Amen. 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 Dio ci benedica. Buona domenica. Amen.